Buonasera e benvenuti a questo ulteriore incontro del ciclo Un patto per lo sviluppo del territorio, che è un ciclo di conferenze su varie tematiche che abbiamo stilato e realizzato insieme all'Università di Udine, con la quale appunto il Comune di San Daniele ha sottoscritto un patto per lo sviluppo del territorio perché il Comune di San Daniele, assieme all'Università di Udine, ha deciso di andare ad approfondire alcune tematiche per fare sì che la parte, diciamo, della docenza, la parte dello studio di alcune materie possa fare il paio con alcune pratiche, con alcuni progetti che si sviluppano sul territorio o che possono svilupparsi sul territorio. Abbiamo parlato ovviamente di Guarneriana, abbiamo parlato recentemente di ciclovie. Parliamo oggi dello scarto e quindi della parte di recupero di quello che sono dei rifiuti di alcune produzioni con l'ottica di poterli mettere a reddito, o meglio di poter avere un occhio di riguardo nei confronti dell'ambiente e contemporaneamente fare in modo che possano creare valore. Do il benvenuto al professor Antonio Massarutto, che è il docente di economia applicata dell'Università degli Studi di Udine, che terrà la conferenza, alla delegata del rettore, la dottoressa Elisabetta Scarton, al direttore del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, dottor Mario Cicchetti, che ci porterà proprio dentro in un caso pratico che riguarda il nostro territorio, che riguarda uno dei pezzi più importanti dell'economia sandanielese, che è il settore del prosciutto, della produzione di prosciutto DOP. Io lascerei la parola subito alla dottoressa Scarton, che porta i saluti dell'Università, del Rettore, che porta alcune sue considerazioni sul ciclo di incontri. Grazie a tutti voi, grazie di nuovo al Sindaco di San Daniele, al Comune di San Daniele che ci ospita. Io vi porto i saluti del magnifico Rettore dell'Università tutta di Udine e ringrazio i presenti, ringrazio anche i relatori. Su queste tematiche credo che ci sia molto da parlare, nel senso che si sta facendo molto, ma sicuramente non è abbastanza. Mi viene da pensare che basta anche solo pensare alla mole per esempio di plastica, di sacchi di plastica che settimanalmente escono dalle nostre case e che auspichiamo appunto vengano in qualche misura riciclati, per capire che però bisogna intervenire e fare presto, perché il mondo che consegneremo ai nostri figli, ai nostri nipoti, a tutto il futuro sia sicuramente migliore, non sia sommerso appunto dai rifiuti. Da questo punto di vista sempre di più anche il Ministero per l'Istruzione, il Ministero per l'Università e la Ricerca e gli Atenei stanno lavorando intorno alle tematiche del Green. Proprio ultimamente, recentemente, sono stati stanziati dei fondi ad hoc, anche per esempio per assegni di ricerca o per posti borse di dottorato, proprio su fondi legati alle tematiche del Green, e quindi con la creazione, il pensare anche da parte delle giovani generazioni progetti proprio che mirino a puntare anche al riciclo, appunto come quello che pensiamo stasera. L'economia circolare, appunto, l'attenzione sul green puntano molto proprio sul riutilizzo, sulla conversione di quello che noi consideriamo un rifiuto, ma che appunto potrebbe avere anche felicemente una seconda vita. Il professor Antonio Massarutto, che è già stato presentato e che è professore di economia applicata nel nostro Ateneo, in particolare, devo dire, ha anche pubblicato recentemente, nel 2019, ha pubblicato un testo per la casa editrice Il Mulino, quindi che vuole avere anche un taglio fortemente divulgativo, che secondo me è molto interessante perché si intitola davvero Un mondo senza rifiuti, viaggio nell'economia circolare, quindi una lettura che sicuramente penso che sia da fare, appunto, che possa essere istruttiva per tutti noi. Quindi lo ringrazio, do la parola al professor Antonio Massarutto e subito dopo al dottor Mario Cicchetti, che da 20 anni, mi ha appena detto, è il direttore generale del consorzio nato nel 1961 con l'idea di salvaguardare questa tipicità che è conosciuta. Io conosciuta in tutto il mondo, direi, ma anche fuori. Ecco, quando vado in Toscana spesso mi capita che mi dicano ma il prosciutto di Prato Magno, ma io chiedo quello di San Daniele, già che ci sono, appunto, e anche di far conoscere il prodotto. Quindi grazie a tutti
tutti e buon lavoro. Cercherò di, nel poco tempo che abbiamo, un po' di farvi venire voglia, un po' di appetito, no? non per il prosciutto in questo caso, ma per saperne di più, no? su un tema di cui siamo ormai bombardati di slogan, di parole, di trasmissioni TV, di libri, articoli, spesso con messaggi la cui verità, la cui correttezza non ci è sempre dato di cogliere con immediatezza e con certezza. No? Green economy, economia circolare, transizione ecologica, sappiamo quanto il nostro governo, quanto prima ancora di quello del nostro governo, l'Unione Europea hanno investito, quante aspettative sono state investite verso questa trasformazione delle nostre economie che va verso appunto la direzione del green. Ma cosa vuol dire il green? No? Dobbiamo anche liberarci forse di una serie di eredità culturali del passato, per cui green è soltanto Heidi, il mulino bianco, no al nucleare, no? Tutta una serie di cose che siamo abituati a, no? L'ecologismo, il panda, l'orso del Trentino, tutte queste cose che siamo stati abituati a etichettare come verde, come ecologia, come tutte cose ovviamente in sé per sé belle, giustissime ovviamente, no? Però qui stiamo parlando di qualche cos'altro, stiamo parlando di una grande occasione di trasformazione di un sistema economico che molti segnali ci dicono essere arrivato a una svolta critica del suo percorso evolutivo. Noi veniamo da 200 anni circa di crescita economica incontrollata, no? che ha migliorato il nostro tenore di vita in mille maniere. Noi dobbiamo essere ovviamente felici e grati per tutto questo. Abbiamo creduto forse, no? che questo gigantesco processo di sviluppo potesse avvenire senza pagare dazio, no? Quasi come se fosse una sorta di dono gratuito della nostra intelligenza, mi verrebbe da dire, no? come se avessimo nel Settecento con la rivoluzione industriale imparato il trucco per sfuggire per sempre alla fame, alle carestie, alla privazione e a tutto ciò che ha angustiato le vite dei nostri predecessori. No? Oggi ci è sembrato di aver trovato una sorta di cornucopia, no? Una macchina per generare ricchezza che si chiama mercato, che si chiama tecnologia, che si chiama innovazione, che si chiama capitalismo, parola a cui molti hanno associato significati negativi, un po' lugubri, ma è a questa cosa qua, no? Che dobbiamo anche quello che siamo diventati. Ecco, però oggi ci accorgiamo che tutto questo è avvenuto a spese di qualche cosa. È avvenuto a spese di cose, è avvenuto a spese di una percezione della finitudine del nostro mondo, che le comunità antiche, che le comunità preindustriali avevano ben chiara in testa, no? Le comunità preindustriali non potevano che vivere del loro, in un certo senso, non potevano, voglio dire, che fare i conti con una disponibilità limitata in senso assoluto di spazio, di terreno agricolo, di risorse minerarie, di luoghi in cui vivere. Ogni comunità era vincolata dalla penuria materiale, diciamo, dalla finitudine materiale delle sue risorse. La rivoluzione industriale ci ha illuso che questo potesse non essere più vero. Ci ha permesso, per esempio, innanzitutto di trarre vantaggio da risorse che prima non erano considerate tali perché nessuno sapeva come usarle, il carbone per esempio, no? E poi il petrolio, le fonti di energia fossile, che per secoli e secoli e per millenni hanno rappresentato tutto al più un giocattolo, no? Un qualche cosa che poteva essere utilizzato per fare i fuochi d'artificio, ma non certo per alimentare un sistema economico, no? Dalle fonti di energia fossile sono venute tutta una serie di conseguenze grazie alle quali la nostra macchina produttiva si è potuta avvalere di braccia artificiali e di tecnologie e di saper fare nuovi che ci hanno consentito di fare molto. No? Però appunto per un po' ci siamo potuti illudere quindi, no? che si potesse
risolvere il problema delle carestie importando grano da qualche altra parte, cioè, oppure risolvere l'assenza di certe materie prime andandosele a pigliare da qualche altro angolo del mondo, con il quale si poteva intavolare un proficuo rapporto reciproco di scambio, no? E quindi questo ha fatto sì che quella che noi chiamiamo l'economia dell'usa e getta, no? Per usare un termine più di moda oggi, l'economia lineare, cioè l'economia che preleva risorse, le trasforma, le usa, le trasforma in prodotti che veicolano una qualche utilità, finita la quale il prodotto, no, tutto l'involucro materiale che è servito a portare fino a casa nostra il valore delle cose può essere gettato via e seppellito da qualche parte, no? Tutto questo aveva senso finché procurarsi i flussi in entrata costava poco e trovare un buco dove buttare le cose costava altrettanto poco. La risorsa scarsa nell'economia degli ultimi 2 secoli sono stati il lavoro e il capitale, non le materie prime, il che non vuol dire ovviamente che intorno alla disponibilità di materie prime non ci siano stati anche in passato dei nodi critici, basta pensare a cosa è stato lo shock petrolifero negli anni 70, no? Per ricordarcene. Però tutto sommato noi abbiamo potuto credere che non fosse un vincolo materiale, ma tutt'al più un vincolo superabile attraverso gli accordi internazionali, attraverso un miglior modo di relazionarsi fra i popoli, no? Che fosse possibile un progresso indefinito del nostro modo di vivere, quindi è anche una crescita indefinita dei nostri sistemi economici, non solo non è mai stato seriamente messo in discussione, ma è anzi stato assunto come il dogma, come la condizione sine qua non che permetteva al nostro sistema di stare in piedi, no? La crescita economica e gli indicatori che la misurano, come il prodotto interno lordo per esempio, sono stati per decenni, per secoli, il totem, no, della nostra politica economica, anche del nostro modo di concepire il rapporto con l'economia. Ecco, volevo semplicemente darvi qualche segnale che le cose non stanno più così. Questo grafico che vedete alle mie spalle, per esempio, ci racconta la brusca evoluzione dei prezzi di una serie di materie prime, in particolare delle materie prime energetiche, che si è verificato dopo la pandemia. Okay? Dopo la pandemia sono successe un po' di cose, sia la ripresa economica che ha ripreso con così tanto vigore a muoversi, che ha colto di sorpresa, se vogliamo, i fornitori di materie prime. Poi c'è stata la guerra in Ucraina, tutta una serie di fattori contingenti, i quali hanno la loro parte di causa nello spiegare questi fenomeni. Questa curva che improvvisamente si impenna e va, no, e ci riporta in un mondo in cui procurarsi le materie prime, procurarsi le cose materiali, il substrato materiale di cui ci nutriamo, di cui si nutre il nostro sistema, è ridiventato un problema, no? Questo è un grafico interessante, questo viene da analisti finanziari in sostanza. Vedete la parte a sinistra, la curva continua, è ciò che è successo fino al gennaio 2022 in questo caso. La curva a destra, quella tratteggiata, è quello che si pensava sarebbe successo dopo, cioè le aspettative degli operatori di mercato dalle quali dipendono per esempio i prezzi future, no? Quindi i prezzi che si pagano oggi per assicurarsi la disponibilità di qualche cosa domani, che quindi incorporano in qualche modo le aspettative da parte degli operatori economici. Cosa ci dicono? Cosa ci dice questa curva? Ci dice, vedete, il picco c'è, lo abbiamo sotto i nostri occhi, ma l'aspettativa di tutti quanti è che questo picco si sarebbe presto riassorbito in un sentiero che pian pianino si sarebbe riassestato sui valori pre-pandemia, come se la pandemia fosse una specie di turbolenza momentanea che avrebbe comunque, finita la quale, il sentiero di sviluppo avrebbe ricontinuato a essere quello solido. Quindi può darsi, io non sto negando che ci sia una parte di contingenza in questi fenomeni. Sicuramente ci sono anche degli aspetti non di breve ma di medio termine, che sono però affrontabili e gestibili con opportune politiche pubbliche
e che non hanno a che fare né con la natura, né con il green, né con le risorse naturali, né con tutto questo, no? Quindi cioè, il fatto che il mercato, cioè, per fare arrivare le merci bisogna trasportarle, il settore dei trasporti ormai è diventato un oligopolio cinese e quindi paghiamo dazio all'oligopolio cinese per per trasportare i nostri prosciutti in Cina o le magliette cinesi qua da noi e così via. No? Quindi non mi voglio dilungare troppo. Tutto questo è vero, però c'è qualche cosa che è ancora più vero, è che la pandemia forse, che questi shock ci hanno rivelato nudo e crudo nella sua essenza più profonda. Come scrive Philip Blom, uno storico tedesco che a me piace molto citare, le grandi crisi, le grandi calamità, come è stata la pandemia, come è stata la stessa crisi finanziaria del 2007-2008, Lehman Brothers, eccetera, sono momenti di svolta perché mettono a nudo delle tendenze latenti nella storia. Tendenze latenti sono tutte quelle cose che sono già in essere, ma di cui non ci accorgiamo o non ci sembra che siano ancora così importanti finché non arriva qualche cosa che spazza via tutto ciò che era residuo, che fermava il sistema nella sua inerzia passata e fa emergere prepotentemente invece le tendenze che già prima erano sotto traccia. No? E questo sì che riguarda l'ambiente. L'ambiente non è che arrivi adesso alla nostra attenzione, sono almeno 50 anni che c'è la politica ambientale, che il sistema industriale, che il sistema produttivo è costretto a fare i conti con una variabile ecologica, chiamiamola così. Solo che appunto fino agli anni 60, potremmo dire fino agli anni 70 in Italia, tutto questo era, come dire, no? era vissuto come una sorta di prezzo da pagare, che si pagava anche volentieri, tutto sommato, in nome del progresso, in nome del benessere, in nome di un conquistato alto livello di vita. E pazienza, no? Vi ricordate Marco Valdo, vi ricordate, no? Pasolini, cioè, c'era chi aveva già le antenne ben ritte già 50 anni fa, per capire che questo non è, c'era qualche frutto avvelenato, diciamo, di questo progresso. No? Però la percezione comune era che questo fosse un prezzo da pagare e che valesse la pena pagare in nome di qualche cosa che aveva ancora più valore. L'ambiente era semmai un'ascia brandita dai profeti dell'anticapitalismo, se vogliamo, no? Da una sorta di da chi voleva ergersi a critico della società dei consumi, lo faceva in nome dell'ecologia, però appunto erano voci isolate e anche abbastanza ininfluenti per tutto quello che è stato poi l'esito quindi sicuramente non ascoltate né dalle imprese né da chi teneva le sorti della politica economica. Poi però la regolazione ambientale è arrivata, è intervenuta, e come? Noi ci siamo accorti che la nostra salute in primo luogo era minacciata dalle emissioni in atmosfera e nell'acqua, ci siamo accorti che la qualità della nostra vita nel nostro immediato circondario peggiorava se non ci si occupava un po' anche di ambiente. No? Quindi questo ha significato introdurre via via regolazioni che per le imprese si traducevano in costi fondamentalmente. No? Io prima scaricavo nel fiume tutto il sale del mio prosciutto, ora non posso più farlo perché mi rendo conto che il fiume si contamina e quindi la legge mi impone di farmi carico di questo costo. Sulla fettina di prosciutto inciderà per un'inezia e quindi finché la cosa rimane relativamente piccina io posso continuare a produrre il mio prosciutto, il mio acciaio, le mie cose come ho sempre fatto, aggiungendo qualche attenzione in più all'ambiente. Poi la regolazione ambientale diviene via via più stringente, assieme a questo cominciamo a conoscere anche un altro aspetto. Prima parlavamo, no, del modello della società dei consumi, dell'usa e getta, è economicamente sensato se buttare via le cose non costa nulla. Io faccio sempre ai miei studenti l'esempio dei calzini, no? Quando mi si buca un calzino, rammendare un calzino ci si mette mezz'ora, più o meno. Uno bravo ci mette mezz'ora. Allora, io la signora che viene a farmi le pulizie a casa do 10 euro all'ora, quindi rammendare un calzino bucato costa 5 euro. Io con 5 euro me ne compro 5 paia nuovi di calzini al mercato, quindi da un punto di vista proprio della mia economia domestica
è insensato spendere 5 euro per riparare un calzino quando me ne posso comprare altrettanti nuovi. Ovviamente faccio questo esempio apposta, perché è chiaro a tutti noi abbiamo già capito dove sta il problema, no? Il problema sta che se noi potessimo vivere in un mondo con risorse illimitate, dove quindi produrre questo calzino nuovo non inquina, non fa lavorare bambini, non usa risorse scarse, e soprattutto quando questo calzino bucato lo posso buttare in un luogo dove non fa male a nessuno, se tutto questo fosse vero, allora il ragionamento di prima non farebbe una grinza, no? Se invece la grinza la fa, è proprio perché qualcuna di queste variabili è cambiata nel tempo. Che cos'è che è cambiata? La materia prima o lo scarico finale? Anche questo è interessante, no? Per la mia nonna buttare via le cose era peccato, perché le cose avevano valore, la materia era qualcosa di cui bisognava fare economia, appunto, no? Oggi abbiamo una sovrabbondanza di cose, non sappiamo più dove metterle, dobbiamo comprare seconde case solo per metterci le cose che abbiamo comprato, non sappiamo più dobbiamo comprarci le cantine no? Solo per tenerci gli armadi per il cambio di stagione, no? E quindi non è l'assenza di cose, la penuria di cose il nostro problema. Il nostro problema però diventa sempre di più il non sapere dove eliminarle. Facciamo l'esempio della discarica. La discarica è già una soluzione tecnologica, se vogliamo, perché non dimentichiamoci che nel resto del mondo non si usa neanche la discarica, si usa semplicemente l'abbandono sul suolo, no? Ma comunque una discarica che rappresenta la soluzione tecnologicamente meno costosa, no? Costa, supponiamo, proprio come costo tecnico, finanziario, 50 euro a tonnellata, facciamo, no? E già è un 50 euro a tonnellata che non significa solo scavare una buca e riempirla, ma farci il manto di impermeabilizzazione, captare il biogas, recintare, controllare che non ci vadano cose scorrette, prevenire tutto il percolamento di sostanze inquinanti nella falda, quindi significa comunque fare un impianto tecnologico, no? Solo che per fare questo impianto tecnologico occorre spazio. E questo spazio non ce l'abbiamo più. Io sono stato per qualche anno in commissione VIA, qui in Regione, e mi sono reso conto che in tutta la provincia di Udine, che è una delle province più grandi d'Italia, non c'è più neanche un centimetro quadrato che possa essere destinato a discarica, se vogliamo farle discarica a regola d'arte, quindi lontane dai centri abitati, lontane dalle falde, lontane dai siti SIC, lontane dove c'è l'attraversamento delle cicogne o cose del genere. Se io voglio rispettare tutte queste norme sacrosante, io di discarica non ne posso fare più neanche un metro quadrato in provincia di Udine. Quindi è chiaro che è lì il vincolo, è lì il problema che dobbiamo affrontare. A un certo punto, quando questi costi cominciano a diventare sempre più pervasivi anche nell'economia delle imprese, qualcuno comincia a capire che questi costi possono trasformarsi in opportunità, possono trasformarsi per esempio in modi per andare a ricercare un tipo di consumatore che è interessato a pagare per gli attributi green, e questo ha fatto già la fortuna di molte imprese già dagli anni 90, voglio dire. Però ancora una volta era un qualche cosa che poteva essere un'opportunità per alcuni, ma non era un obbligo per tutti, no? Oggi il mondo è cambiato, dicevo. Oggi il mondo è cambiato perché ci rendiamo conto che una serie di dinamiche esplosive che hanno caratterizzato, vedete, tutte queste mazze da hockey sono altrettanti grafici che ci mostrano come è cresciuta la nostra ricchezza, come è cresciuta la popolazione, come è cresciuto il PIL pro capite, come è cresciuta l'aspettativa di vita, come sono cresciute un sacco di cose belle di cui siamo molto felici, ma anche come sono cresciuti il consumo di territorio, il consumo di risorse, le emissioni in atmosfera e così via, no? Quindi curve di questo tipo, appunto sono quelle che i matematici chiamano mazze da hockey, hanno una caratteristica piuttosto spiacevole, che è quella di cumularsi in modo esponenziale e quindi fanno in modo che quello che fino a poco tempo prima poteva essere considerato un problema banale e tutto sommato contenuto, nel giro di pochissimo tempo può diventare così esplosivo da non poterlo più controllare. Quindi questa è una prima lezione che stiamo imparando. La nostra economia è diventata troppo grande
è come questo signore qua, no? Quindi qualsiasi cosa noi facciamo con un'economia così grande, che è arrivata a far suo l'intero pianeta, compresi i mari, no? C'è un dato che mi fa sempre impressione, che dice che il 70% della biomassa complessiva dei mammiferi sul pianeta Terra è fatta da uomini e animali allevati dagli uomini. Solo il 30% che rimane è fauna selvatica. Il 90% degli uccelli esistenti nel mondo sono uccelli allevati dall'uomo, galline, tacchini e così via. Il 10% della biomassa rimanente sono animali selvatici. Potrei citare numeri simili per l'uso di suolo, per le piante e così via, no? Quindi questo vuol dire che il nostro ingombro sul pianeta Terra è diventato così grande che non possiamo pensare di crescere ancora di più senza spaccare qualche cosa. La seconda lezione che abbiamo imparato è questa: io faccio sci alpinismo, quindi questa è una valanga Lastroni. Chi di voi frequenta la montagna d'inverno sa di che cosa sto parlando. Perché la valanga Lastroni è un problema? La valanga Lastroni è un problema perché i fiocchi di neve, che altrimenti sarebbero tante palline infinitesime che non si danno fastidio l'una con l'altra, nel momento in cui diventano un tutto coeso e quindi sviluppano una forza di coesione fra di loro, diventano vulnerabilissimi, perché basta che in un punto qualsiasi di questo manto consolidato ci sia una tensione superiore a quella che il manto può sopportare, che l'intera montagna viene giù in un colpo solo. Questa è la seconda questione, l'interconnessione. Cioè siamo non solo sempre più grandi, ma anche sempre più interconnessi. Basta un esperimento sbagliato a Wuhan per far ammalare tutto il mondo di una pandemia. Basta che uno abbia concesso mutui immobiliari con troppa disinvoltura nell'Oklahoma per scatenare una crisi finanziaria altrettanto globale. Basta che ci sia qualche cinghiale di troppo in giro per l'Italia, il prosciutto di San Daniele comincia seriamente a temere di essere infestato dalla peste suina, no? Questo si dice. Quindi, morale, il nostro pianeta sta conoscendo quelle che alcuni chiamano le nuove colonne d'Ercole. Questo è un grafico che viene dal gruppo di ricerca di Johan Rockström a Stoccolma, no? Che ha provato a identificare quali sono le dimensioni materiali, no? Che sono cruciali per la sopravvivenza del pianeta Terra. Quindi noi diciamo molto, oggi abbiamo il clima è in cima alle nostre preoccupazioni. Il clima è sicuramente una di queste, quindi l'aumento della temperatura, eccetera, no? Ma ancora di più del clima ci sono la perdita di biodiversità, ci sono il ciclo dell'azoto, ci sono tutta una serie di variabili su cui ormai la presa del nostro sistema economico ha raggiunto un punto di non ritorno. Tutto questo fa sì che quel mondo che fino a ieri ci sembrava essere la soluzione più adatta e più adeguata per crescere sempre di più, si rivela essere impraticabile. E quindi questo ha fatto attenti non soltanto quindi Greta Thunberg, cioè non ci occupiamo, il mio messaggio è non ci occupiamo di ambiente perché finalmente siamo diventati tutti quanti amici di Greta, no? O perché crediamo che ci è venuto un rigurgito di etica ecologica per cui, no, ci sta improvvisamente a cuore la vita del panda che invece fino a ieri abbiamo trascurato allegramente, no? Il problema diventa finanziario, no? Gli analisti, le compagnie di assicurazioni mondiali sono terrorizzate dal tipo di rischio a cui potremo andare incontro se alcune delle conseguenze già in corso del cambiamento climatico si dovessero materializzare secondo gli scenari che ha pronosticato l'IPCC, che magari sono eccessivamente l'IPCC, scusate, è l'International Panel of Climate Change, no? Il consesso di studiosi del clima che a livello mondiale elabora e aggiorna gli scenari di cambiamento climatico sulla base dei dati che osserviamo sull'aumento delle temperature e così via, no? Quindi se dovessero concretizzarsi non solo i peggiori scenari ma anche quelli soltanto medi, andremo sicuramente incontro a una serie di fenomeni che sono di immediato interesse anche per economico, nel senso appunto, basta pensare alla siccità con cui ci stiamo confrontando in questi giorni nel bacino del Po,
per avere una visione chiara di quello che sto dicendo, ma più ancora, cioè un territorio come il nostro, ancora di più della siccità, deve temere le inondazioni, le trombe d'aria, la tempesta vaia e cose del genere, tutti fenomeni che sono assolutamente associati a quello che sta accadendo. Se poi non bastava l'aspetto naturale a spaventarci a sufficienza, poi è arrivato Putin a ricordarci che non c'è soltanto quella dimensione lì, a renderci sempre più vulnerabili alla scarsità di risorse o comunque a una retroazione del nostro sistema ambientale. C'è anche il fatto che noi contiamo sempre di più su tutti gli schermi dei nostri telefonini, tutto il mondo dell'elettronica, l'auto elettrica, tutto ciò che pensiamo che utilizzeremo nei prossimi anni dipende da una quantità di materiali di cui, ahimè, l'Italia, l'Europa scarseggia e che, volenti o nolenti, dovremmo andarci a prendere vuoi dai cinesi e vuoi da altri fornitori di dubbia reputazione, diciamo, no? O comunque mettersi nelle mani dei quali può non lasciarci del tutto tranquilli. Siamo in un mondo in cui il filo corto non è più il costo del lavoro, ma è sempre di più la crescente scarsità fisica che deriva da strozzature all'offerta di materiali, appunto, e comunque da una sempre più difficile, sempre più costosa convivenza del nostro modello di vita con l'ambiente che lo contiene. Questo ha una conseguenza importante. È chiaro che proseguire lungo questo percorso non è sostenibile. Quella curva esponenziale che abbiamo visto prima o poi ci farà andare a deragliare, a sbattere contro qualche muro. Quindi ci sono due soluzioni possibili, quella in avanti e quella all'indietro. Quella all'indietro è quella che molti chiamano la decrescita, no? Ridimensionare le nostre economie per farle ritornare a essere quello che erano 100-200 anni fa, magari con qualche privazione in meno, no? Visto che comunque la tecnologia è migliorata, ma comunque ritornando in un'era della parsimonia, se vogliamo, in cui la parsimonia ridiventi una virtù, una virtù che per 200 anni abbiamo potuto allegramente dimenticare. No? L'economia circolare è una scommessa che invece la via d'uscita possa essere in avanti, non all'indietro. È una scommessa, voglio dire, sul fatto che grazie alla tecnologia, grazie a un nuovo saper fare, noi possiamo trasformare il nostro modo di produrre e di consumare sfuggendo a quel modello dell'usa e getta che per 200 anni ci ha sostenuto, ma in fin dei conti non è l'unico possibile e non è nemmeno necessariamente il migliore, nemmeno da un punto di vista, nemmeno, voglio dire, se volessimo applicarci in modo becero e trinariciuto la logica del profitto capitalistico. Perfino il profitto è minacciato da questo tipo di evoluzione. L'economia circolare però significa che noi, con l'innovazione tecnologica, con nuovi materiali, con un nuovo modo di vivere, andando alla ricerca di una serie di soluzioni che possono riconciliare il nostro modo di vivere con la finitudine delle nostre risorse, questo può mantenere alto il nostro tenore di vita, ci può permettere perfino di incrementarlo, continuare a incrementarlo, senza che questo per forza significhi più rifiuti, più consumi, più energia, più materia, più impatto ambientale, ma al contrario, appunto, facendo pace con tutti questi aspetti. Quindi, il che appunto, come dicevo prima, non significa quella visione un po' naif, un po' così oleografica che noi tutti ci siamo portati dietro su cosa è green e cosa non lo è, no? Ma significa sicuramente andare alla ricerca attraverso l'innovazione tecnologica di nuove soluzioni. È chiaro che, no, gli ingredienti di questa trasformazione devono essere puntati verso tutto ciò che ci permette di ridurre, diciamo, il filo corto e la discarica, benissimo. Rifiuti zero non è un traguardo che secondo me si possa pensare di raggiungere, ma discarica zero sì che si può, ce l'abbiamo già
in agenda per il 2035 e ci stiamo arrivando pian pianino. Altri paesi europei ci sono già arrivati, quindi possiamo benissimo arrivarci anche noi con il waste to energy, con il riciclo finché si può, prima ancora con la prevenzione, prima ancora con un modo di produrre le cose che si preoccupi già fin da ora di quando queste cose arriveranno alla fine della loro vita e quindi dovranno essere smantellate, no? Con una trasformazione dei beni di consumo in servizi, no? A cominciare dall'elettronica, a cominciare da tutto ciò da tutto questo mondo di cose ingombranti di cui prima o poi ci dobbiamo disfare, no? Che quando noi ce ne dobbiamo disfare sono un problema per noi o per la società. Se invece fosse il produttore di lavatrici o produttore di computer o produttore di telefonini a doversene preoccupare, possiamo aspettarci che trovi delle soluzioni più efficaci. Ed ecco che arriviamo ora al prosciutto. Quindi non è che questa cosa interessi soltanto i settori di punta della transizione energetica. È chiaro che chi si occupa di pannelli fotovoltaici o di nanotecnologie applicate ai nuovi materiali è in prima linea in questa battaglia, no? Ma anche chi fa produzioni più tradizionali, anche chi è fruitore, diciamo, di queste tecnologie ha la sua strada da fare, perché anche per le produzioni tradizionali l'energia costerà sempre di più, anche per le produzioni tradizionali scegliere come imballare i prodotti diventerà una scelta strategica. Anche per le produzioni tradizionali la catena della logistica e come questa si organizza e l'impatto ambientale che io produco mandando via i miei prosciutti col camion piuttosto che con la nave o in qualche altra maniera inciderà. Quindi c'è un problema, ci sono problemi di impatto locale come quello dell'inquinamento dell'acqua, per esempio, dovuto agli scarichi, ma c'è più in generale un problema di riconciliare ogni filiera produttiva con questo nuovo modello e questo nuovo modo di ragionare. No? E a questo punto io sono curioso di ascoltare come il Consorzio del San Daniele si approccia a questo tipo di situazioni. Mi scuso se sono stato un po' caotico nella mia presentazione e anche se non sono riuscito a toccare molti aspetti che avrebbero meritato maggiore approfondimento, ma il tempo è quello che è. Vi ringrazio per ora. Beh, grazie, perché la premessa è stata molto interessante anche per noi che lavoriamo nel sistema produttivo. A parte che mi associo a alcune considerazioni che ha fatto il professore relativamente anche a come ci si pone verso il mercato. Non dimentichiamoci che molti comportamenti sono indotti da quello che è il consumo fondamentalmente e da coloro che sono i venditori che gestiscono, cioè i soggetti che nel mondo gestiscono il commercio e il consumo. In particolare questi fenomeni qua interessano il settore agroalimentare e il settore cibo, perché il settore cibo è uno dei prodotti che interessa la massa maggiore di consumatori, perché se non si mangia non si vive, quindi è un bene primario essenziale delle nostre esistenze, ma anche noi entriamo dentro in questo tipo di meccanismi in maniera molto importante e probabilmente certe tematiche le abbiamo affrontate sia dal punto di vista etico che dal punto di vista economico, perché spesso questi due ambiti vanno di pari passo anche in tempi antecedenti alla contingenza attuale. Posto che Einstein diceva che ogni volta che c'è una crisi in realtà è il soggetto debole che vede la crisi, in realtà stai assistendo a una rivoluzione e siamo reduci tutti da un triennio orribile, 2 anni di pandemia. Quest'anno l'amico russo che si gioca a fare la guerra, manca solo le cavallette, il sangue nei fiumi il sangue non viene perché sono secchi, le cavallette potrebbero arrivare quest'estate e abbiamo visto tutte le piaghe bibliche, ma il meccanismo su cui si incardina l'economia è spesso anche una rotazione negativa che poi produce effetti non positivi. Il professore ci ha fatto vedere prima una serie di slide molto interessanti, vi faccio un esempio per andare vicino a quello che sarà il mio intervento di 10 minuti, se no essendo 19 ci addormentiamo sulla sedia. Il sale, che poi vi racconto cosa abbiamo fatto del sale, è un classico esempio. Fino agli anni 80 il sale del prosciutto si riciclava in eterno, quindi non c'era problema di doverlo smaltire, cioè
veniva ripristinato ogni tot di qualche, diciamo, su una produzione normale aziendale di qualche decina di chili, e lo stesso sale procedeva per anni. Dal punto di vista della sicurezza, della qualità, eravamo sicuramente cautelati, perché il sale è un terreno talmente ostile per i microrganismi e i microbi, si usa per questo, è un conservante naturale che azzera le condizioni di vita del 99,9% dei microbi, che sicuramente non creava problemi. Poi l'enfatizzazione sanitaria, dove bisogna mangiare tutto sterile perché i bambini muoiono se non presto, hanno obbligato a fare il sale usa e getta. Vi faccio un esempio: Unione Europea 2022, un paese a 1500 km da noi che si chiama Spagna, 2022 usa il sale riciclato dei suoi prosciutti, cioè il prosciuttificio fa 300.000 prosciutti, usa 25 tonnellate di sale, sempre quelle, per anni la ripristina. I veterinari, che ci sia il sangue o meno che sporca il sale, non si interessano, e quindi loro per esempio questo problema non ce l'hanno. Noi siamo il paese della pulizia e quindi questo lo abbiamo. L'altro aspetto, prima di dire quello che volevo dirvi, bisogna stare attenti a quello che succede. Seguo due fascinazioni, secondo me, che sono delle menzogne mostruose che leggiamo in questi momenti di crisi. L'auto elettrica, secondo me, è la più grande fake news del pianeta, dove ci stanno costringendo noi ricchi, noi paesi ricchi, a fare questa transizione ecologica che ha un interesse specifico, e la maniera in cui gestiamo i rifiuti, che anch'essa è legata a questo aspetto. Vi faccio l'esempio della macchina elettrica. Sta succedendo in queste settimane e mesi la guerra con la Russia. Abbiamo scoperto che legarsi in maniera esagerata con un gruppo di paesi, con un paese fornitore di beni essenziali, a livello di geopolitica, l'ha fatto vedere prima il professor Massaluto benissimo, condiziona poi quello che è anche la tutela dell'ambiente e il nostro modo di vivere. Noi europei siamo la tecnologia più avanzata nelle auto diesel, consumano niente, emettono pochissimo. Produciamo tutto noi, che adesso che baruffiamo con i russi, la Renault gli ha regalato le 3 fabbriche in Russia, perché tanto se la Renault non porta i pezzi, i russi non riescono a montare neanche una Lada anni 70, e noi mettiamo tutti i nostri attributi umani, maschili e femminili, in mano ai cinesi, perché ci togliamo il diesel, che siamo noi i comandanti del pianeta sul diesel, e andiamo a prendere il litio per mettere le macchinette elettriche che non funzionano, non fanno chilometri, e che dopo 7 anni devi buttarle via perché la batteria si esaurisce e avremo scariche di batterie senza fine. E questo è uno dei comportamenti dove credi di fare greening, tu vai in buona fede alla concessionaria, spegni una cifra spaziale per un biroccino elettrico e ti hanno fregato in partenza. L'altro aspetto, ha detto prima il professore, che non riguarda per fortuna o purtroppo il prosciutto di San Daniele, consumismo esasperato. Ci sono poche persone stasera, poche signore, a comprare vestiti da H&M, che sono le grandi catene americane, del nord Europa, o da Zara, e come distrugge il pianeta. Nell'oceano non ci sono tanti sacchetti di plastica, ci sono miliardi di tonnellate di microplastiche. Le microplastiche vengono dal lavaggio in lavatrice dei vestiti usa e getta, perché in 2 anni che li usi, perché poi li getti, siccome sono fatti di plastica, ogni volta che li lavi scaricano miliardi di particelle che vanno nello scarico, puoi filtrare quello che vuoi e poi se lo mangia il plancton nell'oceano e poi la balena muore. Fine la premessa ambientalista. Cosa abbiamo fatto noi a San Daniele? Per fortuna, con tante disgrazie di cui ci accusano, il prosciutto è un prodotto che nella fase di trasformazione, se hai fatto bene a parte di allevamento, ha un bassissimo impatto ambientale, perché sono aziende che utilizzano abbastanza il ciclo della natura, hanno solamente esigenze energetiche per la climatizzazione dei saloni di stagionatura, quindi per riprodurre le 4 stagioni in tutti i mesi dell'anno, e poi hanno l'aspetto impattante, che è quello dell'automotive, cioè il trasporto. Le cosce si portano coi camion e poi si rivendono coi camion e si vendono attraverso i mezzi di trasporto normali. Quindi questi sono i 2 impatti maggiori. Li gestiamo abbastanza bene entrambi, con una certa razionalizzazione economica. L'unica cosa che avevamo avuto come rifiuto appunto dagli anni 80 in poi è il sale, che si è trattato via via in maniera sempre più seria. Il prosciuttificio non ha emissioni in atmosfera, come sapete non c'è la ciminiera perché non si brucia niente, e l'unica cosa che ci trovavamo a dover gestire, e che abbiamo iniziato a gestire più di 15 anni fa in maniera coordinata con tutti i produttori, era lo smaltimento del sale esausto per salare i prosciutti quando sono in fase di stagionatura, ma soprattutto per raccogliere le salamoie e poi smaltirle. Quindi l'acqua di lavatura dove si lava normalmente la fabbrica e gli impianti dove sono stati prodotti i prosciutti, che ovviamente rimangono un pochettino sporchi di sale, quel lavaggio lì
fa sì che si crei una salamoia che percola, se va negli scarichi normali fognari crea dei problemi. Quindi fin dalla metà degli anni 2000, inizi degli anni 2000, 2005, 2007 abbiamo iniziato un lavoro di sensibilizzazione e di implementazione tecnologica e siamo arrivati ormai 15 anni fa a intercettare tutto il sale solido che viene utilizzato per le salature e l'80-90% delle salamoie dei prosciuttifici smaltendoli in impianti a ciò autorizzati. Tenete presente, per fare una cifra, che oggi solo per smaltire il sale e l'acqua di San Daniele, dati 2020, si spende quasi €1.000.000 solo per scaricare acqua salata. La domanda che ho fatto io, che uso sempre la filosofia dello sciocco, ho chiesto alla Regione, ma scusa, è sale del mare Adriatico raccolto tra Bari e la Sicilia, quindi un po' Adriatico, un po' Ionio, un po' Canale di Sicilia. Se lo portiamo con la nave in mezzo all'Adriatico, lo ributtiamo in acqua, cioè sale, proteine e acqua, qual è il problema? No, perché è un rifiuto, quindi non puoi portarlo in acqua. Allora ci siamo molto ingegnati per decidere cosa fare. Alla fine, in particolare dal 2017, quando il Consorzio San Daniele aveva un contratto di scarico del sale delle salamoie in un impianto autorizzato nel Veneto, abbiamo dovuto, per questioni tecniche e burocratiche di questo impianto, cominciarlo a smaltire tra Novara, Brescia e la Toscana. Vengono smaltiti in impianti che fanno un po' da salina e che poi riutilizzano questi sali per usi industriali oppure per le concerie. E abbiamo visto che l'investimento cioè la spesa dello smaltimento era talmente alta, era così razionale mandare via un camion di acqua e sale e fargli fare 500 km per portarlo da un'altra parte, che ci sembrava facessimo un danno all'ambiente terrificante. Quindi prima del Covid abbiamo iniziato a implementare un sistema di ricerca. Abbiamo fatto una serie di panel, abbiamo praticamente elaborato un macchinario che stiamo iniziando a costruire qui a Trasaghis, quindi insomma, in quest'inverno sarà in funzione, che è all'interno di uno stabilimento con un sistema di alta tecnologia dove ci sono centrifughe ad alta velocità, alte pressioni e temperature adeguate intorno agli 80 gradi, prendono la salamoia che noi butteremo dentro nel circuito, con questo sistema separeranno l'acqua e la renderanno vapore, quindi diventerà acqua pulita. Il sale verrà vagliato e come verrà vagliato? Verrà vagliato con una parte di quell'acqua che non viene fatta evaporare e che viene proiettata alla fine dell'impianto e in controcorrente lava il sale che ci passa all'interno. Quindi praticamente la salamoia sporca viene centrifugata, separa un po' di acqua che va fuori, un po' di acqua viene raffreddata, va in fondo all'impianto e il sale ci ripassa in mezzo a alta velocità e alta pressione e viene lavato. A questo punto il sale non torna puro ma diventa molto pulito, viene insacchettato da dei robot i quali lo preparano per la vendita. Cosa si può fare di quel sale lì? Quel sale lì può essere utilizzato per antigelo sulle strade, che è l'impiego più frequente, può essere riutilizzato nell'industria della conceria come sale per la concia delle pelli e può essere utilizzato per altre applicazioni fisico-chimiche, per esempio si può usare negli addolcitori industriali, si può usare in certe industrie chimiche. Non si può riutilizzare per l'alimentazione umana perché il sale utilizzato per legge riciclato non può essere usato per gli alimenti. Questo alla fine ci consentirà di recuperare tutto lo scarto, diciamo l'unico inquinante, che comunque sono rifiuti non pericolosi, quelli del sale ovviamente, no? Ci eviterà di doverlo smaltire in maniera assurda portando via camion, ci consentirà di mantenere l'ambiente pulito e avendo anche uno scopo economico-sociale e quindi invece che spendere in smaltimenti spenderemo per rivalutare questo sale. La cosa bella è che su 8.000 tonnellate tra sale e salamoia che verranno trattate durante l'anno, il rifiuto, quello che abbiamo visto prima, che deve essere proprio buttato via, che avanza, sarà un camion di pannelli di proteine e sale concentratissimi che potranno essere o bruciati in un inceneritore oppure messi in una discarica perché diventano un inerte. Quindi è interessante vedere che 8.000 tonnellate di acqua e sale sporchi riportano acqua pulita, sale riutilizzabile e un camion di rifiuto in un anno. Quindi questo sarà il progetto che presenteremo ufficialmente all'inizio dell'autunno, alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno e che sta già essendo realizzato a Trasaghis. È molto interessante perché oltretutto si usa tecnologia italiana, le ditte che producono i silos e i macchinari sono venete, quindi c'è un know-how anche nazionale, quindi diciamo non facciamo neanche importazione di tecnologia, quindi diciamo che cerchiamo di essere
più coerenti possibili con un prodotto locale, tipico e prodotto in un luogo per legge e per convinzione che è San Daniele. È ovvio che concludo questo intervento dicendo che soprattutto i prodotti come il prosciutto di San Daniele, che in realtà ha una produzione assolutamente naturale perché si fa con cosce di suino, sale e tempo, e il lavoro degli uomini, non si usa altro, ha nei suoi valori di produzione quello che è l'ambiente in cui viene trasformato. I prosciutti si fanno in questa zona e non altrove, così come in tutte le zone vocate italiane, perché lì ci sono condizioni ambientali, pedoclimatiche, meteorologiche, eccetera, che consentono di trasformarlo lì. In altri luoghi non verrebbero così bene. Quindi per noi è fondamentale dal punto di vista del consorzio avere una politica di sostenibilità che noi vediamo in termini di ambiente, di protezione dell'ambiente e di attenzione ai luoghi dove si lavora. Non è un caso che fin dal 2005 siamo sempre stati per esempio schierati con il comune di San Daniele e con gli altri comuni rivieraschi contro qualsiasi tipo di sbarramento sul tagliamento in questa zona, non solo perché, non perché noi siamo quelli della filosofia del non nel mio giardino, ma perché è un'opera inutile, perché non risolverebbe i problemi di Latisana, è un'opera impattante in maniera mostruosa in questo territorio che è molto delicato, tra l'altro un sito SIC, il tagliamento, e poi perché oltretutto creare un invaso così grande come sembrava il primo progetto di dighe o di casse di espansione chilometriche, sostanzialmente crea un lago che oggi non c'è, che evidentemente crea un suo microclima diverso, che è diverso da quello che oggi è invece il libero fluire del tagliamento. Quindi anche in questo cerchiamo di essere coerenti. Bisogna stare attenti che il sistema, soprattutto quello produttivo e soprattutto quello di massa, non faccia greenwashing, e cioè proponga soluzioni apparentemente ambientaliste che poi in realtà sono soluzioni commerciali. Non è il nostro caso perché noi andiamo sul concreto e dobbiamo sporcarci le mani per risolverlo. Grazie. Sì, non è una tecnologia che non è, diciamo, il progetto è pilota, è unico in Italia, perché il lavaggio del sale in controcorrente lo fanno anche nelle saline marine italiane, ma viene fatto all'aperto e viene fatto per rendere il sale marino appunto commestibile, no? Invece quello che facciamo noi usa una tecnologia che si usa sia nella vitivinicoltura sia nei caseifici, ed è interessante perché nel decadimento iniziale della fase della centrifuga abbiamo anche testato dei batteri che tengono quella alta salinità in maniera appropriata, per cui ha un mix di tecnologia, un po' di biologia, e quindi sì, l'abbiamo sviluppato noi con più esperienze, diciamo con aziende che erano specializzate in certi trattamenti che abbiamo riconvertito dal vino al prosciutto, per capirci. No, Parma no. No, hanno lo stesso problema a Parma, ma siamo 20 regioni che hanno 20 amministrazioni diverse, 20 carabinieri del NOE diversi, 20 soggetti diversi, 20 sensibilità ambientali diverse. Quello che si fa nel nord Italia, nel nord-est, nella zona alpina, ha una sensibilità ambientale e obiettivamente delle persone, delle istituzioni maggiore rispetto a altre latitudini. Direi che si chiude questa nostra serata. Ringrazio il professor Massarotto perché è stato molto esauriente, anche se diciamo in poco tempo è riuscito a concentrare molti spunti di riflessione, e ringrazio il Consorzio, nella persona del direttore Cicchetti e di tutti i consorziati, per questo importante progetto di riutilizzo del sale. Devo dire la verità che a me era stato presentato diversi mesi fa e assieme a me l'abbiamo presentato, anzi l'ha presentato il direttore al Presidente della Regione proprio in quest'Aula 2 anni fa, e io devo dire che quella serata, quando gli è stato presentato al Presidente Federica questo progetto di San Daniele unico in Italia, mi sono sentito, anche se non avevo nessun merito, ma orgoglioso di essere sindaco di San Daniele e far parte di una comunità che ha questo tipo di approccio al green e che si fa anche delle domande, diciamo, intelligenti. Facendo lo sciocco del villaggio uno si fa delle domande e si dice: ma perché devo fare 500 km con un camion per buttare via del sale che nelle altre parti d'Italia invece utilizzano o riutilizzano magari in Europa in altra maniera? Perché non posso generare con quel tipo di scarto dell'altra ricchezza o comunque dell'altro riutilizzo? Perché questo progetto che hanno messo in piedi
non può far lavorare un paio di persone in un capannone dismesso, 4 persone, che in un capannone dismesso a Trasaghis, che diciamo fa parte sempre della nostra comunità essendo a poche decine di chilometri da noi. Ecco, tutto questo mi rende orgoglioso di essere sindaco di San Daniele e dico che la nostra città, la nostra zona, e forse anche per il DNA che portiamo dentro come friulani, ha un certo tipo di approccio che credo possa esserci molto utile ad affrontare le sfide del futuro in quell'ottica, in quel senso critico che insomma ci ha un po' ispirato il professor Massaruto questa sera. Grazie e buona serata a tutti.